grazie a tutti per la presenza. E ne approfitto per dare il benvenuto a Mauro Vegni, il patron del Giro. Mi ricordava questa mattina essere il 25esimo Giro di Mauro, e io lo voglio, oltre che salutare, anche ringraziare, perché se è vero che non c'è Giro senza Veneto, è pur vero che con Mauro Vegni c'è più Veneto nel Giro. E con lui abbiamo fatto, insomma, abbiamo fatto un bel percorso assieme. C'è stata una bella occasione per promuovere lo sport, il ciclismo, e ovviamente per promuovere il territorio. Questa è la filosofia del Giro d'Italia in Veneto. E noi eravamo abituati, siamo abituati tutti gli anni ad avere un paio di tappe, un paio di arrivi, una partenza. E quest'anno abbiamo fatto un grande sacrificio, come sapete, perché, e lo facciamo volentieri, perché quest'anno c'è il 100° del Giro d'Italia, però vi ricordo che abbiamo anche, però, come si può dire, un plus in più. Abbiamo solo una tappa, però finisce alla grande perché finisce ad Asiago, inizia in Piancavallo, poi vedremo, c'era tutta la spiegazione, ma soprattutto voglio ricordarvi che è l'ultima tappa di fatto, perché poi c'è il Giro, c'è l'ultima tappa è la domenica, noi la facciamo, abbiamo quella del sabato, ma chi arriva con la maglia rosa il sabato, di fatto la storia ci insegna, vince il Giro. Quindi è una tappa importante, una tappa nella quale chiederemo a tutti i venti, ma non ce ne sarà bisogno, di essere lungo le strade, lungo le vie, a fare il tifo per il Giro, a incitare i nostri corridori e ovviamente ad applaudire il Giro e la sua organizzazione. Mi permetto di ringraziare per il tramite di Mauro Vegni anche tutta la macchina del Giro, no? Perché poi noi siamo sempre sotto i riflettori, ma lui ha uomini e donne, a iniziare dalla Giusy, donne, e sono più uomini per gli attributi. nel senso che c'è una macchina organizzativa che è spettacolare. Io inviterei proprio i cittadini, dopo aver goduto del passaggio del Giro, magari di non continuare a guardare avanti, ma guardare indietro e vedere come si smonta tutta la macchina del Giro, che organizzazione ha e che pulizia poi lasciate alla fine nei territori che toccate, che attraversate. Quindi un ringraziamento veramente anche a tutta la tua squadra per la collaborazione con noi e per quello che fanno, con l'efficienza con la quale la fanno. E un ringraziamento anche a tutti i miei, ovviamente, perché la partita del Giro è una partita impegnativa che ci vede impegnati giornate a discutere. Non è facile far sintesi, ne approfitto per dirlo, perché spesso abbiamo istanze da parte dei comuni e cerchiamo anche di dare ascolto un po' a tutti. E considerate che Mauro Vegni non è che può darsi tutte le tappe del Giro in Veneto, quest'anno ce n'è una e toccherà più province e molti comuni. E il prossimo anno, stiamo già discutendo del prossimo anno, abbiamo cercato in questi anni, bene che ve lo ricordi, di privilegiare le località legate alla Grande Guerra, 15-18, con il 18 si chiuderà la Grande, non possiamo anticipare nulla, e so che Mauro sta lavorando anche alacremente per fare effetti speciali, vi stupirà con effetti speciali, però dico, è fondamentale ricordare che fino al 2018 vorremmo continuare a seguire questo programma di valorizzazione delle località della Grande Guerra. Approfitto a questo punto, saluto il sindaco di Asiago Rigoni e l'assessore allo sport Corazzari e l'assessore al turismo Caner, ai quali poi ovviamente assieme al sindaco di Asiago darò anche la parola poi per un intervento. Prego Mauro. Volevo innanzitutto ringraziare Luca perché è sempre prodigo di belle parole nei miei confronti e della mia squadra. Questo lo ringrazio perché effettivamente è uno dei pochi che vede il lavoro che c'è dietro a un grande evento come può essere quello del Giro d'Italia. Giro d'Italia che quest'anno non deve essere, come dire, pensato come una diminuzione rispetto a quello che accadeva negli anni passati, ma proprio perché è la 100ª edizione avevamo necessità in qualche modo di, come dire, onorare un po' tutto il territorio italiano. Questo chiaramente, contando le isole, ha comportato una riduzione di quello che erano le aspettative anche del Veneto in ordine al numero delle tappe, ma non in ordine sicuramente all'importanza, come diceva appunto Luca, perché chiaramente questo è un giro che sulla tappa del Veneto al 99% si concluderà e si concluderà con colui che indosserà poi anche il giorno dopo la maglia a Milano, per cui sarà la tappa
tappa dove effettivamente chiunque abbia ancora qualche speranza di portare a casa il Giro dovrà sicuramente dare qualcosa in più. È una tappa molto importante, dicevamo viene di sabato, è il sabato 27 maggio, è una tappa che partirà, ma solo per partenza dal qui vicino Friuli Venezia Giulia, ma poi per il 90%, 95% si incannerà su tutto il territorio del Veneto. Tenete presente poi anche, così tanto come dato, che ci saranno altre 2 tappe in cui non c'è sicuramente né partenza né arrivo, ma comunque c'è un transito anche in queste 2 tappe in territorio veneto. Per cui è importante sì questa tappa, ma è importante l'augurio che diceva anche Luca di avere tanta gente anche durante il transito, il passaggio delle altre 2 tappe su questi territori. È una tappa importante, dicevamo, perché è la tappa conclusiva, quindi volevamo una tappa sicuramente dura, sicuramente che significasse qualcosa all'interno anche dei valori che il Giro d'Italia propone, e quindi una tappa che disegnasse tecnicamente un profilo importante, ma che anche con l'altopiano di Asiago rendesse anche quest'anno, come dire, omaggio un po' a quello che è il percorso che con Luca in questi anni abbiamo intrapreso rispetto al concetto della 15-18 della Grande Guerra, per cui non vi anticipo, come diceva lui, nulla di quello che sarà l'anno prossimo, ma anche quest'anno Asiago non è stata casuale e quindi voleva anche con questa tappa in qualche modo raccontare un po' di questa storia della Grande Guerra. Dicevamo una tappa importante perché intanto uscendo dal Friuli andrà a toccare tutti i territori del Prosecco, quindi uno dei valori, uno delle eccellenze di questa regione, e quindi andremo, come dire, a toccare un po' tutta la parte collinare, la parte quella in cui questi vitigni la fanno da padrona, per poi dopo cominciare a raccontare un po' di storia anche ciclistica, perché ci avvieremo verso Feltre per poi andare a fare la scalata del Monte Grappa appunto dal versante di Feltre. È una scalata molto importante, una scalata molto lunga e quindi direi che da qui inizia proprio la fase importante tecnicamente di questa tappa, una salita di 24 km con pendenze importanti e soprattutto per quei corridori che sanno far valere anche le loro capacità di discesisti, una discesa lunga, una discesa anche qui molto veloce che porterà verso Romano De Zellino, Vastagna, e poi da Vastagna attaccherà all'ultima salita, una salita anche questa molto dura, che porterà poi all'altopiano di Asiago, dove con gli ultimi 13-14 km in falsopiano si aggiudicherà la tappa. Dicevamo che queste 2 salite messe così vicino, senza un respiro in mezzo tra una e l'altra, possono in qualche modo dar la maniera a qualche corridore di pensare ad un attacco da lontano. Chiaramente dopo questa tappa non è che ce ne sono molte di chance per chi vuole vincere il Giro, e quindi ritengo che veramente questa, dal punto di vista agonistico e anche dal punto di vista emotivo e spettacolare, sarà la tappa clou del Giro, perché qui poi i discorsi si chiuderanno in maniera irrevocabile. Chi porterà la maglia alla fine di questa tappa, al 99%, come dicevamo prima, arriverà a Milano indossandola poi per la cerimonia finale che avverrà appunto lì in Piazza Roma. Direi che dal punto di vista numerico è una tappa, però per la valenza che essa riveste vale molto in un progetto, come dicevamo prima, che quest'anno, quello della 100ª edizione, è un progetto che vuole comunque considerare tutta l'Italia. Quest'anno noi l'abbiamo disegnato in questa maniera, volendo in qualche modo anche, come dire, raccontare un po' un percorso che per 100 anni ha caratterizzato il Giro d'Italia, un percorso che celebra
le sue bellezze più importanti, da quelle paesaggistiche a quelle naturalistiche, per poi alle sue eccellenze come il vino, in questo caso nella zona del Prosecco, e soprattutto ricordare per i 100 anni anche i luoghi che hanno fatto la storia e i personaggi di quei luoghi che hanno fatto la storia del Giro d'Italia. Chiaramente tutto questo ha fatto sì che il percorso fosse molto più lungo dal punto di vista chilometrico, però considerando che purtroppo alcune regioni ne sono rimaste fuori e invece il Veneto lo è presente, e lo è presente in maniera importante, io direi che anche voi da Veneti e io da direttore del Giro posso essere soddisfatto di questo Giro del 17 che celebrerà appunto i 100 anni, la 100ª edizione dalla sua nascita. Grazie. Grazie Mauro. Grazie a Mauro Vegni, patron del Giro, e grazie veramente di cuore per tutto quello che hai fatto e farai per il Veneto e quindi il Giro in Veneto. Passerei la parola a Roberto Rigoni, sindaco di Asiago, quindi abbiamo detto Giro Pordenone, Asiago. Mauro Vegni ha fatto bene a sottolineare 3 province venete, stiamo parlando di Treviso, di Belluno e di Vicenza. Prego. Grazie Presidente e grazie anche a Mauro Vegni per le parole che ha detto e anche il senso di questa tappa del Giro d'Italia. Con noi siamo onorati come città di Asiago di poter ospitare questa 100ª edizione, che peraltro viene associata ad una ricorrenza direi triste, cioè quella del ricordo di tanti ragazzi che hanno donato la loro vita all'Italia, perché il Giro passerà proprio sotto il Sacrario Militare e quindi sarà una tappa suggestiva, una tappa evocativa e che si unisce in un filo conduttore rispetto anche alla nostra storia turistica di valorizzazione del territorio, perché prima ho fatto vedere a Mauro Vegni una foto dell'arrivo proprio nel centro storico di Asiago di una tappa importante del Giro d'Italia che si celebrò nel 1930, quindi per noi è la 5ª volta che ospitiamo il Giro d'Italia e quindi siamo ancora di più onorati ad ospitarlo proprio in questo momento in cui noi ricordiamo questi tragici fatti. Ecco, credo che questo sia un evento che valorizza tutto il territorio, perché mi sento anche di parlare in nome per conto dei miei colleghi sindaci dell'altopiano e che ovviamente va a valorizzare la grande vocazione turistica che Asiago ha nell'ambito del territorio della Regione Veneto. Di questo va dato sicuramente merito alla giunta regionale, vedo che sono presenti anche gli assessori al turismo e allo sport, e soprattutto al nostro presidente, che è fortemente sensibile verso le problematiche anche del nostro territorio e che ha manifestato ancora una volta una grande sensibilità dandoci questa opportunità, perché in questa epoca per noi sindaci è veramente difficile poter sostenere le spese per poter ospitare eventi di grande richiamo nazionale quali quello che noi oggi qui andiamo a presentare. Grazie di cuore e speriamo insomma di ritrovarci tutti ad Asiago e magari anche di gustare un po' di formaggio asiago, visto che a fianco al Prosecco oggi abbiamo portato un po' di Asiago da poter condividere anche in questo momento. Asiago in Briago. Asiago in Briago, infatti. No, diciamo, peraltro prima salendo di qua ho visto che anche di qua passa il Giro, per cui sono veramente dei momenti importanti, perché noi andiamo a valorizzare anche quelle che sono le nostre produzioni agroalimentari, le nostre eccellenze, cioè il Prosecco e l'Asiago, che sono 2 prodotti che appunto danno rilevanza alla Regione Veneto. Noi abbiamo portato anche un piccolo omaggio che dopo lo consegneremo a voi 2 che siete veramente i protagonisti di questa grande opportunità per la nostra terra. Grazie. Prima di passare la parola a Federico Canere e poi all'assessore Corazzari, di ricordare anche Michele Scarponi, lo dobbiamo e lo facciamo volentieri. Voi, come sapete, Michele per noi è il Giro. Michele ha sposato una ragazza, Anna di Conegliano, Anna Tommasi, ha 2 bimbi, 2 gemellini peraltro, 2 scarponcini, ed è Michele per noi era di casa, nel senso che varrebbe la pena di ricordare che ha corso per la ZALF e ha corso per la Sita di Tezze, no?
e quindi qua è iniziato, noi lo conoscevamo perché comunque qui si allenava, qui lo si vedeva, qui partecipava e adesso ovviamente aveva questo grande ruolo capitano dell'Astana e purtroppo se n'è andato in quella triste maniera e ci tenevo a ricordarlo Michele Scarponi. Per noi è un coneglianese d'adozione, però per noi era uno di noi, uno comunque un volto familiare nel nostro territorio. Passerei la parola all'assessore Caner, prego, assessore al turismo. Un ringraziamento al direttore Vegni per quello che sta facendo, il presidente Zaia l'ha già ricordato, e un ringraziamento anche al presidente, al sindaco Iasiago, a tutti coloro che stanno collaborando per questo, che ormai è un evento importante che ogni anno abbiamo la fortuna anche di inaugurare e di festeggiare. Ma sono già state dette parecchie cose anche dal presidente. È ovvio che noi puntiamo molto al legame turistico, sportivo, dice il mio collega Corazzari, ed enogastronomico del territorio. Tra l'altro lo stiamo facendo perché vogliamo anche far conoscere quel resto del Veneto, lo chiamo io l'altro Veneto, che forse è meno conosciuto a livello nazionale e internazionale, ma che ha delle bellezze incredibili e che vale la pena essere valorizzate. E il Giro sicuramente rappresenta una di quelle grandissime possibilità per far conoscere questi posti. Tra l'altro devo anche dire che, guardando anche il passaggio, no, Presidente, del Giro, si vanno a toccare anche due località in particolare. Io sono doppiamente felice oggi da Veneto e anche da Trevigiano, insomma, qua ricordiamo siamo anche nella provincia più ciclistica d'Italia, ma tocchiamo anche due località, in particolare Follina e Combay di Miane. Follina che è appena divenuta entrata nei borghi più belli d'Italia, ne abbiamo 9 in Veneto, e Combay che, sentendo la sindaca di Miane, che è una frazione di Miane, vuole candidarsi come frazione per poter entrare anche lei. Quindi, tra l'altro, anche dal punto di vista, diciamo, storico-culturale, stiamo toccando alcune località che vogliamo anche valorizzare proprio in ottica di quanto dicevo prima, cioè di andare a far conoscere anche quel Veneto che sta dando grandi soddisfazioni, perché i dati turistici quest'anno ci dicono che proprio non solo le città d'arte, ma anche quelle località appunto magari considerate minori, che però minori non lo sono, stanno avendo in termini percentuali crescite molto più elevate di altre zone note. È ovvio che in termini assoluti non possiamo fare paragoni con Venezia, Verona o altre località, però il fatto che ci sia una crescita costante che punta anche sul cicloturismo, per esempio, legato all'enogastronomia, diventa fondamentale. Ecco, io sono già stato anche troppo lungo, ringrazio delle opportunità, comunque sia al dottor Vegni che al presidente Zaia. Grazie e buona giornata a tutti. L'assessore Corazzari, assessore allo sport, prego. Mi unisco al saluto e ai ringraziamenti agli organizzatori, il patrono Vegni, saluto agli amministratori, il presidente. Naturalmente è una grande festa quando passa il Giro in Veneto. Questo perché il Veneto è una regione che vive di sport, vive lo sport. Lo testimoniano i numeri, abbiamo oltre 460.000 veneti che praticano sport, che sono tesserati, e abbiamo una quantità enorme ed importantissima, fondamentale, di volontari che per pura passione si applicano nel mondo dello sport per supportare questo comparto. Oltre 120.000 veneti che sono nel volontariato per lo sport. Tra gli sport il ciclismo è sicuramente uno degli sport che è più nelle corde, nella cultura, nella tradizione del nostro popolo e della nostra comunità. E questo anche perché incarna dei valori che sono i valori dei veneti, i valori del sacrificio, del lavoro, del sapere competere e migliorare. E penso che questo sia il grande valore aggiunto che porta anche una carovana come quella del Giro d'Italia, che vede sempre nel Veneto una terra amica, una terra che trova una grande partecipazione popolare. Aggiungerei quindi anche l'aspetto culturale oltre a quello sportivo, ed è un mix che penso che farà sì che ci sarà sempre una grande accoglienza, una grande partecipazione da parte dei veneti nei confronti di questa iniziativa e queste manifestazioni. Da qui tutte le ricadute positive che noi auspichiamo e che come istituzione cerchiamo di supportare. Grazie a tutti voi.